Cabras a me mi hanno attirato particolarmente i cantori di ottave. Nei magazzini europei. Io andavo in questi magazzini per sentirli e per bearmi della poesia cabravese che si elevava a toni molto alti, perché era gente che parlava, e non so come facesse, non so da dove l'avesse presa, di personaggi dell'antica Grecia, di Roma imperiale, e ne parlava con una certa cognizione di causa, e a me, che ero studente liceale, mi attirava e mi sconvolgeva, perché dicevo: ma come cavolo ha fatto questo a conoscere Eraclito, a conoscere tutti i personaggi? Incredibile, sì. Ecco, pure li conoscevano e ne parlavano in un modo che faceva capire che c'era una conoscenza della persona che andava al di là delle tre parole che nell'ottava era rivolto a quel signore. Bellissimo. Bello, veramente bello. Tu esaltai su mondo amore, tanana tu chi sei redentore, luga da mi stella o sole, tu è guerriero contra su dolore. Bisognerebbe ricordarli veramente, perché è un dono prezioso che abbiamo avuto. Sì. È il cuore di Cabra. È il cuore di Cabra, il cuore seminascosto, che bisognerebbe portare alla luce e curare e propagare. In me subise strue che prende oro, torni su pizzino in costa culla e oro, pro di rammentare dai noi serventito. Tu salta su mondo amore, tanana tu chi sei il redentore, luga da ogni stella o sole, tu è guerriero contra su dolore. Hanno avuto un periodo dove le cose più belle, la storia, la poesia, la letteratura antica e moderna, veniva fuori nei magazzini. La cosa incredibile, Sì, io sì. ci rimaneva a bocca aperta. Io venivo dalla Valdarena, dove queste cose, ma manco per sogno, non esistevano, e mi sono trovato in un mondo dove invece ferveva questa attività cerebrale, queste conoscenze che io credevo impossibili in persone che non erano acculturate, che lo studio avevano conosciuto nella prima elementare magari. Anche troppo, sì, sì. Avevano imparato a scrivere quando l'avevano imparato, che però parlavano di questa gente e rimaneva a bocca aperta. È incredibile. Io la ringrazio tanto per questa testimonianza, veramente sono commossa. Sono commossa. È una testimonianza di una persona che ha vissuto quel periodo, che l'ha gustato quel periodo, che ha cercato di capire un mondo che sembrava praticamente in contrasto con le attività allora esistenti. Cioè il mondo della poesia, in un mondo che invece lavorava e sgobbava e si ammazzava per tirare fuori la vita. Tanana tu chi sei redentore, luga da ogni stella o sole, tu è guerriero contra su dolore. Dormi su pizzino in questa culla e oro, pro di lamentare dai noi serventito. Mamma de sta facca, acqua sattulato, in me su pise strue che prende oro.